E proprio dalla Pedemontana, da quello che è successo dopo questo ennesimo fine settimana di nubifragi, trombe d'aria, da un Veneto che si è dimostrato fragile dal punto di vista del territorio, partiamo con il secondo ospite di Piazza Politica. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Paolo Benvenu, candidato alla presidenza della Regione del Veneto della lista Solidarietà Ambiente e Lavoro. Buonasera, ben ritrovato Benvenu. Buonasera a tutti. Senta, anche a lei chiedo, avrà visto sicuramente insomma, in questi giorni, in questo fine settimana di allagamenti, quello che è successo in Pedemontana. Pedemontana che oggi ha riaperto dopo essere rimasta chiusa da sabato, e c'è anche una sorta di scaricabarile, no, per quanto riguarda le colpe tra i consorzi, tra le regioni. Quello che è certo è che l'acqua dai campi è defluita e ha trasformato questi 5 chilometri in un vero e proprio lago. I sindaci dicono siamo preoccupati perché non è la prima volta. Ma io penso che questa opera non doveva essere fatta e che la fragilità del nostro territorio e di quel territorio in particolare, del territorio pedemontano, la sua struttura, la sua natura, insomma, sono praticamente, come dire, poco compatibili con un'opera di quel tipo. I fatti lo hanno dimostrato, gli allagamenti del tratto di Pedemontana appena inaugurato da Zaia è andato sotto acqua, e questo è del tutto probabile che si ripeterà, nel senso che si possono fare anche delle opere, ma noi siamo ormai in un quadro in cui gli esiti dei cambiamenti climatici che hanno effetti esponenziali. Io vorrei che su questo punto si riflettesse, perché qua non siamo dentro una progressione aritmetica, siamo dentro una progressione di carattere geometrico. Vuol dire che il cumularsi di una serie di fenomeni riproducono altri fenomeni in maniera sempre più intensa. Quindi io penso che ci troveremo di fronte ad altre situazioni gravi, quelle che abbiamo visto in questi giorni ma anche precedentemente, che si ripeteranno, e io credo appunto che aver voluto insomma, continuare sulla strada della cementificazione, sulla strada della costruzione di nuovi progetti di strade eccetera sia stato un errore. Senta Benvenu, se mi permette, finisco di dire una cosa molto veloce. Già la Corte dei Conti, già altre, la Banca Europea degli Investimenti eccetera avevano criticato il progetto dal lato dei conti economici, l'opera pedemontana, affermando, diversamente da chi l'ha progettata, da chi l'ha voluta, che i volumi di traffico previsti non erano, come dire, così scontati. Io penso che oggi noi possiamo tranquillamente ragionare, a fronte di una evidente tendenza della contrazione della mobilità delle persone e anche per certi versi delle merci, almeno su scala globale, che quei volumi di traffico previsti per quella opera che pagheremo noi in larga parte cittadini veneti saranno ulteriormente rivisti al ribasso. Senta, lei ha parlato di cementificazione, inutile dire insomma, che un territorio molto antropizzato insomma, come tutto il nord Italia, come il Veneto, questo problema ha. L'impressione di fronte alla devastazione è che non ci sia solo un problema di cementificazione, ma un problema che va al di là anche del Veneto, ma sia globale, perché certi fenomeni, noi siamo stati con le nostre telecamere in alcune scuole nuove, distrutte, danni da €500.000 per il tornado, per le trombe d'aria, insomma forse un ritornare come dire, alle origini, pensare che davvero la scommessa non è solamente il tema del lavoro, non è solamente il tema della sanità, ma anche il tema dell'ambiente. Ma questi tre temi sono fortemente intrecciati. Ovviamente un ambiente compatibile è anche con la vita in generale, con la riproduzione della natura, è anche un ambiente più sano, e questo è un punto che noi leggiamo anche con la vicenda della pandemia, insomma, no? Che per molti e non pochi scienziati dipende anche dalla rottura degli equilibri naturali, e quindi questo è un punto che riguarda anche la salute. Riguarda l'ambiente, riguarda anche il lavoro, perché a noi
noi ad esempio pensiamo che in alternativa ai progetti dei grandi opere come la TAV o come la Pedemontana, perché nel Veneto c'è anche il progetto della TAV che è molto oneroso e porta pochissimi benefici, ci possano fare grandi opere diffuse, grandi piccole opere che poi diventano una grande opera diffuse nel territorio per la sua bonifica e anche per la sua salvaguardia. Pensiamo ad esempio a tutte le zone costiere, al fatto che ad esempio il cuneo salino penetra sempre più nei fiumi e mette anche in discussione la possibilità di irrigazione di aree che sono importanti per l'agricoltura. Cioè abbiamo una complessità di problemi che chiede un intervento programmatorio e chiede una visione che credo che questo ceto politico che governa la Regione e che gli interessi che rappresenta non abbiano. Cito velocemente il fatto che ad esempio mi pare nell'ottobre del 2019, comunque nel 2019 a Verona è stato promosso dal centrodestra, dal Comune di Verona, e la cosa è perfino ridicola, un convegno negazionista rispetto agli cambiamenti climatici. Adesso si comincia ad ammettere che in effetti questi esistono, però il problema è che queste cose erano già scritte prima ed erano già ampiamente prevedibili. Non è che il tema dei cambiamenti climatici entra in campo quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, è un tema che sta all'ordine del giorno e con cui la politica sarebbe dovuta confrontare molti anni fa. Senta Benvenu, abbiamo poco più di un minuto, però mi rendo conto che è poco, ma vorrei farle una domanda sull'altro tema che stiamo affrontando in questo dibattito nella puntata di questa sera, la scuola. Ieri c'è stato l'accordo tra regioni, tra governatori e governo, gli autobus tornano a capienza dell'80%, in classe se c'è il metro di distanza non si andrà con la mascherina. E adesso l'apertura il 14 settembre è di fatto quasi una scommessa, no? Bisogna vedere che cosa accadrà. Noi dobbiamo partire da un punto fondamentale, che la ripresa in presenza della scuola è una necessità, e quindi vanno prese tutte le misure necessarie per cui questo possa avvenire in sicurezza. Purtroppo, e questo è l'esito delle politiche che sono state fatte negli ultimi 20 anni dai governi di centrodestra e dai governi di centrosinistra, queste accuse reciproche a me fanno ridere, perché bellamente sono stati tutti coerenti con le logiche dell'austerità, del pareggio del bilancio, dei tagli al pubblico. La scuola si trova in difficoltà perché ha edifici vetusti, perché non ha spazi e soprattutto perché è carente di insegnanti e ha, come si dice, alunni per classe, in una misura che rende difficile garantire distanziamento e ripresa in sicurezza. Attenzione, insomma, noi abbiamo l'esempio della Germania che certamente per alcuni aspetti è avanti a noi, e in Baviera hanno preso delle decisioni forti. Per noi abbiamo una grossa discussione, mascherina sì, mascherina no, e in Baviera hanno deciso che si va a scuola tutti con la mascherina. Grazie a Paolo Benvenu, grazie per essere stato con noi questa sera. Ringraziamo Paolo Benvenu, candidato, lo ricordiamo, alla presidenza della Regione del Veneto per la lista Solidarietà, Ambiente e Lavoro. Grazie, buonasera a tutti.